Magliette che si stingono o scolorano, giocattoli che si rompono e soffocano, stufe che si surriscaldano ed ustionano. Sono tanti i beni che entrano nelle nostre case che proprio non vanno bene. Sono questi, sorprendenti ma non troppo, i risultati della prima indagine sul rapporto qualità-prezzo nei generi di consumo eseguita da Regione Veneto assieme alle 7 Camere di Commercio della Regione per una nuova educazione al consumo. La vigilanza è scattata grazie ad un'azione pilota su un totale di 296 prodotti di varia tipologia, tessili, giocattoli, prodotti elettrici, tutti segnalati come sospetti da privati, associazioni di consumatori o negozianti e che in seguito al vaglio dei laboratori di analisi sono stati bocciati o ritirati dal mercato. Il controllo, sempre necessario, sarebbe però inutile se non si creasse nel consumatore anche una nuova cultura circa l'identità dei prodotti di qualità, consapevoli che questa non viene da lontano ma è proprio sotto casa. Indirettamente noi aiutiamo le imprese venete italiane perché sono quelle che hanno i prodotti più controllati, perché hanno i prodotti più salubri, perché se noi riusciamo a dare queste informazioni ai consumatori, io sono convinta che il consumatore invece di comprare qualche maglietta cinese in più che costa meno, sceglierà una maglietta italiana che fa bene in tutti i sensi, difende un posto di lavoro, una maglietta controllata e quindi faremo una scelta anche etica. Le operazioni di verifica sul campo, previste da una legge regionale sul consumo unica in Italia, continueranno nel corso del prossimo anno per consolidare i risultati già conseguiti in termini di sicurezza dei consumatori ed educazione al commercio corretto, che sia più etico. Importante che tutti i produttori producano alle stesse condizioni, per esempio non impiegando minori, per esempio non avendo posti di lavoro che siano insalubri. Ecco, voglio dire che la difesa delle imprese passa anche attraverso questo concetto di qualità. In questo momento non ci siamo ancora, ma io credo che dobbiamo lavorare tutti per introdurre nel concetto di qualità anche i modi di produzione dei beni.